Oh, allora dovremmo essere pronti. Signori e signori, vorrei un grande applauso per un ritorno, perché ormai qui sei di casa. Alessandro Casalis. Grazie a tutti. Benvenuto Ale. In realtà il vero applauso lo vorrei fare alle bellissime persone che ci sono qui. Ho visto che ci sono un po' di tavoli che festeggiano, quindi i compleanni. Bravo, E tra l'altro bravo. sono anche geloso perché ho visto un berretto più bello del mio, ma non lo vedo adesso. Deve essere vabbè. una festa per Festa l'acquisto. di laurea ci abbiamo. laurea, tra l'altro, pensavo fosse per facciamo l'acquisto del berretto. congratulazioni. Come si chiama? Come si chiama? Lì che fa le foto, No, giusto? facciamo fare le foto. Dopo magari. Esatto, dobbiamo approfondire su cosa sei laureata, eccetera, Adesso eccetera. dopo chiediamo. Dopo chiudiamo. Comunque ti vedo già uomo di spettacolo, Sì, sai, un buon maestro. come dire, prendere subito in mano la piazza. Sei a casa tua, anche se poi andremo a scoprire questa tua doppia identità, perché si dice che sei un po' di Torino, un po' di Pinerolo. Ma non si sa, adesso, non si sa. lasciamo il mistero, perché ormai il mistero nella musica paga e ce lo insegna Liberato. E allora, con che cosa cominciamo? Ma partiamo con una canzone che parla di dettagli di una ragazza che aveva delle caratteristiche ben precise, non si piaceva per niente, a me piaceva tantissimo, e si intitola Difetti perfetti. Difetti perfetti, Alessandro Casalis. Mi piacciono i tuoi denti bianchi, mi piace come canti quelle canzoni che conosci solo tu. Mi piace come ridi, mi piace come scrivi, e quando invece non mi scrivi più vengo lì a vedere se c'è ancora campo. Mi piace come cammini, le dita sottili, e quando per pensare metti la testa in giù. Mi piacciono i dettagli, mi piacciono i miei sbagli, come in un continuo déjà vu. E in mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Penso al tuo respiro quando sono in giro, e poi per caso mi ritrovo lì davanti a casa tua, e viene giù a dirotto, sono senza ombrello, ed è una parte dei ritagli che non devo fare più. E in mezzo a questi sbagli mi piaci tu, che arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Mi piacciono i tuoi occhi stanchi, mi piacciono quando ti alzi, mi piace come ridi, mi piace come guidi d'estate senza scarpe. Mi piacciono i tuoi occhi neri, le foto in cui vedo com'eri. Mi guardi mentre guardo, se ho ancora via di scampo, ma non ho via di scampo da te. Che arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti. Arrivi quando vuoi, poi parti all'improvviso, e quando meno me l'aspetto già mi aspetta il tuo sorriso. Che vivi come vuoi, non hai mai progetti, porti in giro i tuoi difetti perfetti.
Grazie. Alessandro Casalis, questa era Difetti Perfetti. Difetti Perfetti. Tra l'altro una ragazza piacevolissima, anche sincera, una sera mi ha detto guarda, passa da me domani. Che non c'è nessuno da me, sono andato, in effetti non c'era nessuno. Vabbè. Questa è un'altra cosa. Però. Ne approfitto per presentare però El Nino, Alessio Boschiazzo. Che ti accompagna così al beat, se posso dire. Tra l'altro ho notato che siamo venuti qua da te, no? La prima volta penso fossimo in elettrico, eravamo in 4, poi abbiamo fatto un trio acustico, poi siamo in 2, da stasera è licenziato, vengo da solo così. Fai una cosa così, fai così un po' a esclusione a un certo punto. Vai così, esclusione a togliere. Allora, si vocifera che tu sia molto impegnato in studio, che stai preparando qualche cosa di nuovo. Lo dico anche perché adesso siamo in streaming, è il momento giusto per diciamo annunciare eventualmente al mondo intero cosa stai combinando. Io speravo in uno scoop. Ma un pezzo lo facciamo di quelli nuovi, però sì, stiamo scrivendo, stiamo registrando le canzoni nuove, ma usciranno il prossimo anno. Però intanto questa sera un pezzo nuovo lo facciamo, ma dopo. Adesso invece è la volta di... Adesso c'è un pezzo estivo, si intitola Ti porto al mare. Tipo magari, portami al mare, io lo spero. Alessandro Casalis qui al Salotto. Thank you. Credimi, il tempo passa in fretta, il tempo di una sigaretta, il tempo di un'estate al mare, il tempo che non c'è, il tempo di un caffè. Credimi, la vita è sempre quella, ma se la guardi da un'altra parte può sembrare anche più bella. Ti porto a fare un giro, se vuoi, con me. E ti porto al mare. Puntiamo gli autogrill sulle autostrade, poi sabbia e sale. Credimi, la vita non ha fretta, come milioni di chilometri, ma fatti in bicicletta. Il dolore travestito d'amore non fa per me. Credimi, l'amore passa in fretta, come milioni di chilometri, anche senza bicicletta. Il dolore travestito d'amore non fa per te. E ti porto al mare. Montiamo gli autogrill sulle autostrade, poi finalmente sabbia e sale. Ti porto al mare. Montiamo gli autogrill sulle autostrade, e un giorno troveremo pace e voglia anche di credere. Se un giorno troveremo pace anche per te. E ti porto al mare. Contiamo gli autogrill sulle autostrade, poi finalmente sabbia e sale.
Grazie. Ti porto al mare, Alessandro Casalis. Sì, animato, ti porto al mare. Questo io, guarda, vengo volentieri, vengo molto volentieri. Senti, 5 stelle, paghi te, non c'è problema. No, infatti quello è il dettaglio che bisognerebbe capire con Una calma. fatica se facciamo a gara, con un po' di cautela. Allora, senti, però un altro, diciamo, mistero che aleggia sulla tua figura è questo della doppia cittadinanza, perché pare che tu abbia sia una cittadinanza, come dire, torinese, sia una cittadinanza pinerolese, perché sei impelagato e dall'una e dall'altra parte. No, che sono autoctono. Quindi sei di Torino, però però poi per questioni di cuore sono spostato. E lì sei andato, hai, come dire, partecipato, fondato, non lo so, questo collettivo cantautori pinerolesi. Sì, abbiamo fondato un collettivo cantautori, visto che la musica è sempre più difficile da poter presentare in spazi più o meno grandi, è sempre più complesso, ne parlavamo prima, i locali che chiudono, ci sono sempre meno spazi, meno possibilità. Abbiamo fatto un collettivo di cantautori pinerolesi che è un bel momento di scambio e anche una bella opportunità per conoscersi e farsi conoscere. A te ci vuoi dire qualche altro aderente, diciamo, a queste iniziative? Altri aderenti sono diciamo locali, però c'è Fabio Balmas, Piccolo Circo Barnum, adesso spero di non dimenticare nessuno, però alcuni li abbiamo anche ospitati. Sicuramente sono passati di qua. Giovanni Battaglino senz'altro è passato di qua, quindi ci sono diverse realtà, tutti bravi, devo dire, mi piacciono molto. Non l'ho fondato io, sono entrato subito all'inizio, ma mi sembra una bella idea, che stiamo portando avanti. Bene, bene. Senti, il prossimo brano ha a che fare con qualche, diciamo, ospite appunto pinerolese, c'è stata una... No, il prossimo brano è quello che ti dicevo prima, se non sbaglio, perché qua mi perdo sempre, non che mi trovi in genere, ma... Sì, questo è un brano nuovo, non l'abbiamo mai fatto, lo facciamo qua e siamo contenti di potervelo far sentire. Parla di una specie di fotografia fatta all'interno di una stazione ferroviaria, si intitola Nessuno dice niente. Nessuno dice niente, Alessandro Casalis. Seduti ad aspettare un treno che è in ritardo già da un'ora. Ci sono un vecchio, 2 bambini, un ragazzo, una signora, e la speranza li fa stare lì ad aspettare ancora. Tardi sempre meglio che mai, così si aggiunge anche una sposa. E nessuno dice niente, ognuno ha i suoi pensieri per la testa. Vorrebbero andare via da lì, da tutto quello che resta. Quello che resta. Seduti ad aspettare un treno che non vuole arrivare. Il vecchio si lamenta a voce alta, i bimbi iniziano a giocare. Le donne parlano di sentimenti e di qualcos'altro a voce bassa, finché il ragazzo dà via di matto e incomincia ad urlare. E nessuno dice niente, tutti lo lasciano fare, perché solo con gli anni e l'esperienza si potrà calmare. Seduti ad aspettare un treno che è in ritardo già da un'ora. Ci sono un vecchio, 2 bambini, un ragazzo, una sposa e una signora. Qualcuno inizia a cedere, qualcuno trova la cosa un po' strana.
una panchina si alza un uomo che aspetta da una settimana e nessuno dice niente tra chi gli crede e chi pensa sia amato. Poi qualcuno va via, qualcuno resta, io lo guardo distratto, distratto. Grazie. Alessandro Casalis. Allora, Ale, io ti volevo chiedere, ci sono degli appuntamenti, degli eventi, dei concerti che vuoi così ricordare qui al nostro pubblico, anche al pubblico della radio, che avrà, insomma, che ha imminenti quest'estate, insomma, o giù di lì? L'evento è il Salotto di Mao, per eccellenza. Bravo, per eccellenza, passate al Salotto di Mao. Stai diventando un anchorman, bravo. No, sì, abbiamo in realtà quest'estate non tantissimo, però ci sono proprio con il collettivo 2 date su cui speriamo, puntiamo fortemente, che sono a ottobre e novembre. Il collettivo che citavamo prima di cantautori, ottobre e novembre il teatro di Buriasco, si chiama Teatro Blu, e poi il teatro del Forte invece a Torre Pellice, dove ci sarà una commistione di cantautori, tutto in acustico. Nel frattempo appunto stai lavorando a un album nuovo, comunque stai lavorando del nuovo materiale, hai accennato al fatto che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno, quindi sì, nel 2019. Esatto. Abbiamo fatto un po' come l'anno scorso, che ero venuto qua a presentare qualche canzone che poi era finito nel secondo, infatti. Bene, allora adesso ci fai sentire un altro inedito. Sì, questo in realtà è, diciamo, inserito nell'ultimo disco, si intitola Il freddo che ci fa. Abbiamo bisogno del pubblico, chi vuole partecipare, noi siamo contenti. Fa così. Sei mai stato al Polo Nord? Che freddo che ci fa per arrivare là, per prepararsi al viaggio e al freddo che ci fa. Qua abbiamo bisogno del pubblico, vi faccio un cenno quando abbiamo bisogno di voi, ragazze, puntiamo su di voi, Sei mai stata al Polo Sud? Che tempo che ci va per prepararsi al viaggio e andare insieme per capire bene il freddo che ci fa. Sei mai stato in Africa, in mezzo alle zanzare, che poi ci sono pure qua, ma sembrano più grandi, in mezzo agli elefanti, al caldo che ci fa. Allora, qua batte le mani, dai, please, dateci una mano, dai ragazzi, dai, che se le battete voi le battono tutti. Ehi! Mi vesto ma non basta, passa il freddo nella giacca. Lo senti questo tempo che mi fa? Ci schiaccia, ci schiaccia, ci schiaccia, ci schiaccia, ci schiaccia, ci schiaccia. Pa 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 pa. Sei mai stato in tangenziale nell'ora di punta, col finestrino giù per riuscire a respirare? Vorrei andare via dal caldo che ci fa. Sei mai stato giù in cantina nell'umidità? Non trovo scie e scarponi per ritornare là, in mezzo a quella neve, al caldo che ci fa. Ah, qualcuno è andato avanti prima, in realtà doveva farlo adesso. Pa, 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 pa.
Bravissimo. Non l'hanno mai fatto bene così. Un po' più forte. Mi vesto ma non basta, passa il freddo nella giacca. Lo senti questo tempo che mi fa ci schiaccia, ci schiaccia, ci schiaccia, ci schiaccia. Pa 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 pa. Grazie a tutti per aver partecipato. La scelta alternativa era quella di una canzone tristissima, perché sono tristissimi fondamentalmente i cantautori, lo sapete, no? Ma questa la racconto un'altra volta. Vabbè, però questo era, tu hai un genere più esplorativo, una volta ci porti al mare, qua ci portava al Polo Sud, sì. sei più... Però il cantautore, sai, è triste fondamentalmente, perché cosa fa? Scrive quando è da solo, no? Abbiamo tempo o no? Ah sì, adesso abbiamo ancora una decina di minuti, direi tranquillo, prima che arrivi qua, diciamo la Digos. No, semplicemente perché cosa fa? Quando è da solo, gli zanzari sono veramente grossi come elefanti qua. Lo so, diciamo proprio prima che non ce n'erano. No, non è che per natura il cantautore è triste, però scrive quando è da solo. Quando è da solo. Quindi quando è da solo fa delle robe in minore. Certo. E tu invece cosa fai per cercare di stemperare scrivi con qualcuno? Ho cercato una fidanzata, andavo al mare, facevo... Scrivi quando sei in vacanza, quindi quando sei in bei posti. Sì, in genere sì. No, poi c'è anche il caso però del cantautore triste quando è fidanzato, tipo il sabato quando va all'Ikea. Poi torna a casa a fare robe tristi, lì sì, quello è vero. E tu questi sono tutti... E tra l'altro tu con l'Ikea non ci devi neanche scherzare tanto. Ma io ho fatto una cosa all'Ikea quando praticamente l'Ikea non c'era quasi ancora in Italia. Stiamo parlando di quasi il secolo scorso, perché siamo 2000, 2001. Ti riferisci, adesso lo dico, a quel videoclip dove io faccio finta di fare il manichino da Ikea, che si chiama Un Mondo Diverso. Vabbè, comunque, sono storie vecchie, ma io ti ringrazio per quando dici così, vai così a solleticare la mia vanità e quindi chiaramente ci rimango subito incastrato. So biografo. Allora, senti, Alessandro, adesso dove ci porti? In quale altro luogo esotico? No, questa è un po' più tranquilla in effetti, si intitola I'm Waiting For. Ah, attenzione, tutto in inglese, international. Sì, però cantata in italiano. Però cantata in italiano, però si chiama Aspetto, I'm Waiting For. Waiting for the stars, waiting for e tu mi chiedi come stai e io non lo so. Mi chiedi se questo tempo adesso fa per me. I'm waiting for the night to fall e mi addormento. Non sempre dalla parte giusta, non sempre dove soffia il vento. E non capisco se c'è bel tempo o piove. Adesso che rimani, adesso che mi chiami, adesso che ho i tuoi capelli lunghi tra le mani, adesso che mi trovo, ma senza più cercare, adesso che ho trovato il modo di lasciarmi andare, di lasciarmi stare.
for the night to fall e già mi sveglio. Non sempre dalla parte giusta, non sempre dove soffia il vento. Capisco se c'è bel tempo o piove. Grazie mille. Alessandro Casalis. Grazie mille, Mauro. Allora Ale, stiamo arrivando alla fine, e visto che stai diventando anche Anchorman, vorrei sfruttarti così per ringraziare giustamente anche le altre band che sono intervenute questa sera qui al salotto, perché vorrei un grande applauso per Ricky Massini e per la sua band che hanno aperto con un blues veramente di classe questo salotto. Non ce lo meritiamo, tanta bontà. Poi abbiamo avuto la possibilità di andare in giro anche proprio per il mondo con suoni e sonorità, perché sono venuti a trovarci i Waconda questa sera qui per la prima volta da Como. Chiaramente Alessandro Casalis qui con il tuo progetto, diciamo, duo, ma ringrazierei anche la parte tecnica Sergio Olivato, Danilo Samà e Daniela Trebbi per quanto riguarda Corto Corto, Radio Flash e chiaramente Radio Città Futura, che insomma ci mandano poi in onda. Hai capito? Fatto tutto bene? Fatto benissimo. Ti è piaciuto? Non c'è da aggiungere? Dovresti condurlo tu questo. Vabbè, ogni tanto potremmo fare una cosa insieme. Ma perché no? Ma perché no? Allora senti, adesso che cosa ci vuoi fare ascoltare in questa? Ma siamo impreparati, ma qualcosa ci inventiamo, facciamo questa vita. Io aspettavo quel pezzo con le bacchette che ho detto adesso devo passare il rullante, non c'è un pezzo con le bacchette così proprio ci cacciano. Sì, vabbè, facciamo. Ci salutiamo, Va bene. Vacci piano, mi raccomando. Pesta subito lui. Quindi ci salutiamo col botto, diciamo. Farei una cosa media. Dimmi tu. No, fai una cosa media. Una cosa media che Marilena è più contenta. È più contenta? Sì, che salutiamo anche lei, chiaramente. Marilena è contenta. È vero. Facciamo una cosa media, Marilena. Che un applauso a Marilena che... Un applausissimo, se lo merita, madame. Vuoi un pezzo che spacca, Marilena? O... Una cosa media, Marilena, o che sono una 10. cosa media. Una cosa... No, facciamo hai ragione tu, facciamo un pezzo che spacca. Facciamo una cosa media, un bel finale. Mi raccomando, Alessandro, contiamo su di te. Va bene, facciamo un pezzo, si intitola Questa vita. Questa vita, signori, questa vita. Alessandro Casalis qui al salotto. Guardare sul soffitto le ombre che si spostano, capire che c'è un limite in quello che ti dicono, toccare la felicità e tornare poi sereno, sentirsi forse stupidi ma non poterne fare a meno di vivere la vita così per come sei, in cerca dell'amore che non hai trovato ancora e troverai. Cercare nei dettagli le risposte che non hai, fare carnevale solo quando vuoi, piangere, ridere, inciamparsi per le scale, rotolare fino al fondo senza farsi male. È un gioco senza regole, ognuno la regia, ognuno coi suoi limiti, la propria fantasia. Ecco com'è questa vita che si lascia prendere. Ecco com'è
quando non hai più voglia di fingere. E cercare nei dettagli le risposte che non hai, fare carnevale solo quando vuoi, piangere, ridere, inciamparsi per le scale, rotolare fino al fondo senza farsi male, un gioco senza regole, ognuno la regia, ognuno coi suoi limiti, la propria fantasia. Ecco com'è questa vita che si lascia prendere. Ecco com'è quando non hai più voglia di fingere. Grazie mille, grazie a tutti, grazie Mao. Buon proseguimento di serata. Divertitevi, ancora auguri a tutti i festeggiati, Grazie ancora ad Alessandro Grazie, Casalis, grazie grazie mille. Per quanto riguarda il salotto per questa sera è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre qui al Lab, non ci resta che mandare la sigla.